Vent'anni all'ex marito di Mariarca Mennella, uccisa a coltellate a Musile di Piave un anno fa. Oggi la sentenza, il PM aveva chiesto l'ergastolo, la rabbia della famiglia, troppo poco. Saranno espulsi dall'Accademia delle Belle Arti 3 studenti autori dell'imbrattamento del leoncino in piazza San Marco, ad annunciarlo il direttore dell'istituto. Olimpiadi invernali a Venezia, il primo vertice operativo di Veneto e Lombardia per la candidatura ufficiale di Cortina e Milano 2026. Zaia dice coesione tra di noi e massima attenzione agli investimenti. Stop della consulta, la legge regionale che imponeva la bandiera del Veneto su prefetture ed edifici sedi di organi statali. Zaia dice assurdo, la ripresenteremo nell'intesa sull'autonomia. Maxi sequestro di prodotti ittici in laguna, la Guardia Costiera con il NAS di Padova blocca 3 tonnellate di pesce. Il grande cinema a Venezia con le riprese di Spider-Man, set blindato ma non troppo a Campo Santa Maria Formosa, mugugni fra residenti e commercianti. Dopo i disservizi dello scorso anno, polemica 5 Stelle sui vaporetti che nei prossimi giorni dovranno affrontare nuovamente il problema della nebbia. ACTV rispetti il piano per i vaporetti. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati. L'edizione veneziana dei nostri telegiornali si apre con la cronaca giudiziaria e una sentenza attesa, quella del processo a carico dell'uomo Antonio Ascione, l'uomo reo confesso dell'omicidio dell'ex moglie Mariarca Mennella poco più di un anno fa a Musile di Piave. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, la sentenza è arrivata nel primo pomeriggio, 20 anni e per la famiglia è troppo poco. È stato condannato a 20 anni di carcere con il rito abbreviato Antonio Ascione, il pizzaiolo napoletano di 45 anni, accusato di aver ucciso con 5 coltellate l'ex moglie Maria Archetta Mennella il 23 luglio dell'anno scorso a Musile di Piave. Il PM, Raffaele Incardona, aveva chiesto la condanna all'ergastolo, ma il giudice, massima vicinanza, non ha riconosciuto le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Una pena inadeguata, così i familiari di Mariarca, tra lo sconforto e lo sconcerto dello stesso avvocato di parte civile. Io ho sentito la sorella affidataria dei figli minori della vittima, è profondamente delusa e la cosa è comprensibilissima, perché al di là dei meccanismi processuali previsti per legge, resta il fatto che un omicidio perpetrato in modo così angoscioso, perché la povera vittima è stata aggredita alle spalle finché stava coricata in un letto a riposare, e con degli effetti così devastanti, perché si tratta di un omicidio che ha lasciato 2 minorenni sostanzialmente privi del padre e della madre. Mi rendo conto che il risultato finale di 20 anni di reclusione, pur essendo il prodotto, ripeto, di un meccanismo processuale, perché la pena applicata in realtà è di 30, determina un risultato che stride con l'apprezzamento complessivo della gravità del fatto. Ascione, assistito dall'avvocato Giorgio Pietramala, era accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione, futili motivi, vincolo di parentela e minorata difesa, oltre che di minacce. Si è visto ridurre la pena di 10 anni come effetto legittimo del meccanismo processuale che è il rito abbreviato. Attenderemo il deposito delle motivazioni della decisione per capire le ragioni per le quali il giudice ha ritenuto di escludere le aggravanti che gli erano state contestate. Il giudice ha inoltre stabilito una provvisionale di 50.000 euro per ciascuno dei 2 figli della coppia, oltre a 30.000 euro per la mamma della vittima e 20.000 euro per ciascuno dei 5 tra fratelli e sorelle della vittima, ma la famiglia Mennella ora intende impugnare la sentenza di oggi. Peraltro con il limite stabilito dalla legge, che è quello per il quale la parte civile non ha titolo per impugnare la sentenza se non agli effetti risarcitori. Saranno espulsi dall'Accademia delle Belle Arti 3 studenti autori dell'imbrattamento del leoncino in piazza San Marco, ad annunciarlo oggi il direttore dell'istituto Giuseppe Labruna, che sottolinea il danno d'immagine subito. Partirà quindi un procedimento disciplinare nel corso del quale i 3 avranno il diritto di difendersi con l'assistenza di un legale. Uno dei ragazzi, fanno sapere dall'Accademia, frequenta la scuola di pittura, l'altro quella di nuove tecnologie. Nessuno dei loro corsi prevede l'uso di bombolette spray. Ci è già capitato in passato che alcuni studenti fossero pizzicati mentre imbrattavano una porta, ricordano dall'istituto, in quel caso l'abbiamo fatti ripulire, ma qui il discorso è diverso, sono state colpite opere d'arte del Settecento e non si può lasciar correre.
Fortunatamente Venezia non è solo teatro di questi episodi, oggi in particolare Venezia è stata teatro di un importante primo passo di una corsa, il primo vertice per la corsa della candidatura ufficiale italiana alle Olimpiadi Invernali 2026, quella di Cortina e Milano. Non litighiamo e andiamo verso l'obiettivo. Si presentano uniti e sorridenti i presidenti di Veneto e Lombardia, Luca Zaia e Attilio Fontana, e i sindaci di Milano e Cortina, Beppe Sala e Gianpietro Ghedina, all'uscita dal primo incontro operativo per definire la candidatura congiunta delle due città alle Olimpiadi Invernali del 2026. I tempi sono stretti. La prossima settimana il Comitato Olimpico Internazionale si riunirà per decidere la short list delle località candidate. Noi abbiamo dei competitor, sono forti, attrezzati, agguerriti, per cui questa non è una passeggiata. Pancia a terra, noi andiamo avanti. Turchia con Erzurum, Stoccolma e Cagliari e noi siamo i 4 ovviamente in nomination. Dobbiamo arrivare nella short list, che è la prima scrematura, vedremo se saremo 4 o se saranno meno di 4, e dopodiché andremo al risultato finale. Il clima è di grandissima coesione e collaborazione, assicura il governatore lombardo, che parla di accordo raggiunto al 90% sulla suddivisione delle discipline tra le due località. Troppo presto però per scoprire le carte, si regalerebbe un vantaggio alle altre concorrenti. L'idea che abbiamo valutato è un'idea di un estremo equilibrio, comunque siamo d'accordo su tutto sostanzialmente, ci sono da definire alcuni dettagli, ma sostanzialmente c'è un accordo assoluto su tutta la distribuzione delle varie gare. Il nostro è un progetto di eccellenza ma low cost, gli fa eco il sindaco di Milano. Abbiamo garantito autonomamente una copertura delle risorse, ma contiamo ancora sull'aiuto del governo. Riteniamo che anche attraverso il sostegno dei privati si potrebbe farlo, ma non è giusto che il governo non lo faccia. Quindi in ogni caso adesso andiamo avanti. Abbiamo garantito al CIO che noi ci siamo, perché questo era fondamentale, perché non era un bel messaggio lasciare ambiguità, e quindi noi garantiamo. Però non è finita ovviamente la discussione col governo, non la consideriamo finita. Il dossier definitivo della candidatura sarà pronto entro gennaio. Per la montagna veneta è una grande occasione di rilancio attraverso investimenti che resterebbero sul territorio una volta conclusi i giochi. Saranno i 70 anni dalle Olimpiadi del 1956, quindi per Cortina sarà la possibilità di rivivere un nuovo sogno, una nuova esperienza e un rilancio anche in termini di legacy poi per gli anni a venire. Definitivamente archiviate le polemiche con Torino, ormai fuori tempo massimo. La cerimonia di apertura molto probabilmente sarà fatta a Milano o a San Siro, su quella di chiusura vi stupiremo. Intanto da Roma arriva uno stop, non c'entra con le Olimpiadi, uno stop della Consulta. La bandiera della Regione del Veneto non sventolerà più su prefetture né su altri edifici, sedi di organi e uffici statali e di enti ed organismi pubblici nazionali. Lo ha deciso, dicevamo, la Consulta perché ritiene la legge regionale del 2017 incostituzionale, ma lo stesso Zaia reagisce e dice non se ne parla. L'ennesimo scontro sull'asse Venezia-Roma si è consumato oggi, questa volta a motivo del contendere la bandiera del Veneto, che ha più di 1000 anni di storia e che dallo scorso anno, dopo l'approvazione della legge regionale 28, sventola assieme al tricolore e a quella dell'Europa. Il simbolo della regione del Veneto dovrà essere tolto, smontato dai palazzi sede delle istituzioni, prefetture comprese. Così ha deciso oggi la Consulta, che ha bocciato la decisione della regione del Veneto. La Consulta ha accolto il ricorso che il Consiglio dei Ministri aveva presentato giusto un anno fa contro la norma varata da Palazzo Ferrofini perché in contrasto con la legislazione statale. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che lo ha introdotto e ha cancellato l'obbligo di esporre il gonfalone. Ecco le primissime reazioni raccolte fra la gente. La vede la bandiera della Serenissima che è esposta assieme? Aspetta. San Marco, bellissima. Lo sa che cosa ha detto la Consulta oggi? No. Che è incostituzionale. Dopo tanti anni, sei qui che sia bandiera di San Marco. Può essere che sia corretto, se no tutte le regioni dovranno esporre la loro, avremo 1000 bandiere. E quindi la togliamo, no? Perché la dobbiamo togliere? La bandiera veneta rappresenta un po' il simbolo di un'identità? Beh, il nostro simbolo, credo proprio di sì. Secondo lei questa decisione è destinata a scatenare, un po' a sollevare, no, le ire del popolo veneto? Ma credo proprio di sì, soprattutto in questo momento.
La disposizione ha stabilito la consulta invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa e per questo è in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione e viola anche l'articolo 5 della Costituzione che enuncia il principio di unità e indivisibilità della Repubblica. A me piace molto, per cui mi auguro che possa continuare a essere esposta. La bandiera del Veneto è comunque un simbolo nostro, è giusto esporla sugli enti pubblici. La replica del presidente Zaia non si è fatta attendere. Dover commentare una vicenda simile e imbarazzante, dice il presidente. Ripresenteremo senz'altro questa legge e chiederemo che l'obbligo di esporre la bandiera del Veneto in tutti gli edifici pubblici nazionali sul territorio venga introdotto nell'intesa con l'attuale governo sull'autonomia, perché è un interesse della collettività regionale che la propria bandiera sia affiancata a quella dello Stato. Torniamo alla cronaca adesso, arresti domiciliari per un 19enne di Concordia Sagittaria per spaccio di droga anche in ambiente minorile. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri che hanno contestato al giovane decine di episodi di spaccio fra Concordia, Teglio Veneto e Cordovado. Il contatto fra l'arrestato e i suoi clienti, 4 di questi minorenni, era un gruppo di WhatsApp grazie al quale tramite parole convenzionali venivano pubblicati gli ordini. Nell'abitazione del 19enne i militari hanno rinvenuto e sequestrato piccole quantità di droga e l'attrezzatura necessaria per lo spaccio e il confezionamento delle dosi. In Laguna invece un maxi sequestro di pesce, nei guai è finita un'azienda del Rodigino. Un maxi sequestro di prodotti ittici privi di tracciabilità o lavorati in modo non conforme alle procedure di autocontrollo è stato eseguito dal personale della Polizia Marittima della Guardia Costiera di Venezia, Chioggia, Caorle, in collaborazione con un ispettore di pesca croato e i carabinieri del NAS di Padova. Complessivamente parliamo di 3 tonnellate di pesce, dei quali oltre 630 kg consistevano in granchi di laguna ancora vivi che sono stati reimmessi in mare. Parte della merce sequestrata è stata donata in beneficenza a un ente caritatevole, mentre la restante sarà distrutta nei prossimi giorni. All'azienda rodigina responsabile sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 10.000 euro e il titolare è stato deferito all'autorità giudiziaria per frode nell'esercizio del commercio per aver etichettato in maniera ingannevole 75 kg di pesce. Torniamo alla politica adesso con i mugugni di Forza Italia per la manovra e non solo. Allora dal coordinatore dei forzisti veneziani Michele Celeghin un nuovo appello al Carroccio. La Lega torni nel centrodestra insieme a una nuova Forza Italia. Sentiamolo. Quel che è rimasto di Forza Italia sul territorio prova a raccogliere gli umori di un tessuto imprenditoriale e produttivo a dir poco perplesso di fronte alle scelte del governo contenute nella manovra economica. Il coordinatore azzurro, Michele Celeghin, parla ancora al Carroccio da alleato, ma invita i leghisti a una riflessione sulla loro alleanza coi 5 Stelle. È chiaro che tutto ciò che rientrava nell'accordo fatto prima delle elezioni e che la Lega Nord sta in qualche modo portando avanti a livello governativo va sostenuto, però c'è molto da rivedere, soprattutto nella fase attuale dove vediamo una manovra che vede un debito pubblico alzarsi inesorabilmente con una forte preoccupazione dei mercati. Il governo sembra quasi aver interrotto il dialogo con le imprese e col mondo artigiano, sostiene Celeghin. È fondamentale ricucire questi rapporti. Non possiamo assolutamente permetterci di indebitarci ulteriormente se a questo debito non è accompagnata una crescita e una ricrescita, vorrei dire, economica delle nostre imprese e del nostro territorio. Forza Italia sta attraversando una fase di rifondazione, annuncia. Il futuro in un centrodestra unito, ma diverso da quello che abbiamo conosciuto finora. Il partito in questo momento sta affrontando una fase di rinnovamento e ricostituzione di tutti i direttivi provinciali. Avremo già lunedì prossimo una riunione importante all'interno della quale poi saranno ricostituiti i provinciali e anche il nuovo direttivo regionale, all'interno del quale evidentemente saranno anche coinvolte tutte le nostre forze a livello amministrativo, sindaci e amministratori locali. Una Venezia, centro storico, che diventa set in questi giorni, sta diventando set per il nuovo film di Spider-Man, tra curiosità, tanti appassionati ma anche polemiche. Lo vediamo tra poco dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, in diretta, il TG di Venezia, è proprio a Venezia, andiamo centro storico in questi giorni.
c'è il set del nuovo film di Spider-Man, oggi ancora come ieri a Santa Maria Formosa, campo Santa Maria Formosa, con tantissimi appassionati e curiosi. Sono riprese. Perché non riprese? Sì. Nessuna ripresa? Vabbè, possiamo passare? I giornalisti possono passare o solo ok. Riprese blindate, telefonini, macchine fotografiche a parte in campo Santa Maria Formosa a Venezia per il sequel del film Spider-Man Far From Home, l'uomo ragno lontano da casa. Il set è già allestito come avete visto, ma adesso è il momento di pausa delle riprese cinematografiche. Tom Holland, l'attore Spider-Man, dicono sia già partito per Los Angeles. Con l'attore 22enne che prima di partire ha voluto salutare la città con questo video con cui ringrazia Venezia per la sua ospitalità, ma anche Praga e la sua nativa Londra, che avevano già accolto come set cinematografico l'Uomo Ragno. Ma se Spider-Man è partito, le riprese continuano con le comparse che sono rimaste diligentemente in coda. È l'ora del pranzo. Si mangia un cestino. Con? Pasta, carne, riso freddo, pasta fredda, queste cose qua. Prima sopra le nostre teste volavano i droni per le riprese apocalittiche con il campanile della chiesa crollato. Ecco le anticipazioni del trailer svelate dai tanti fan presenti. Sembrava proprio una scena apocalittica, appunto come diceva prima. Gente che correva e scappavano da questo drone che poi nel film sicuramente tramite il computer sembra che sia l'uomo acqua il cattivo in queste scene qui, però non si sa ancora ovviamente. Quando stavo girando la scena, non lo so. Apocalittica? Sì. Ma da dove arrivate? Da Bologna. Apposta per le riprese? Sì. Tra gruppi elettrogeni, macchinari, cavi e figuranti, in mezzo il set con sedie volate a terra, massi di pietra, pezzi di giornale, mascherine di carnevale e foto, autografi e tanta voglia di primeggiare. Senti, ma cercano ancora comparse per questo film? No, non cercano più. Vestito così fa parte del set? No, non c'entro niente io. Forse vorrebbe farne parte? No, non c'entro. Una scomparsa io. Devo scomparire troppo. E avete visto, nonostante la curiosità e la passione delle comparse e non solo, tra molti veneziani, molti tra i veneziani non hanno gradito però l'allestimento del set, considerato i fastidi e i servizi derivanti. Cosa ne pensa di questo set cinematografico allestito qui? Non ne so molto in realtà, non ho visto nulla, ho visto solo un po' di robaccia per terra e basta. Ma ha capito che cos'è quella robaccia? Spazzatura? No, fa parte del set cinematografico. Non avevo dubbi, ma è spazzatura comunque. È il pensiero di molti veneziani letteralmente irritati per i disagi causati dalle riprese cinematografiche. Infastidito, seppur contento, anche questo commerciante cinese, il cui negozio affaccia proprio sul campo. I'm happy. Sono felice, dice, ma non troppo perché il campo è chiuso e la gente non viene a fare acquisti qui. Effettivamente un po' di confusione c'è, è innegabile, però diciamo che si può anche chiudere un occhio per 2 o 3 giorni. Non ha risentito quindi per i suoi affari? Un pochino, dai, un pochino sì. Scomodità a parte, c'è anche chi, tra i negozianti, nonostante tutto si sente orgoglioso di vedere la città lagunare diventata per qualche giorno un nuovo set cinematografico a stelle e strisce. Vista così dal vero, sono bellissime viste così, a parte un po' di disagio che creano alla città. Ma voi gondolieri non siete stati interpellati per prendere parte al set come comparse? Magari? Personalmente no. Peccato. Fortunati magari chi sono stati chiamati. Sicuramente blocca un po' il traffico, la circolazione di passanti, però per adesso non abbiamo di cui lamentarci, ecco. Siete entusiasti del fatto che Venezia sia stata scelta come set cinematografico per Los Angeles? Sicuramente ci fa piacere, può essere un motivo valido di essere fieri della nostra città. Dai. A proposito di disagi, dopo i disservizi dello scorso anno, la polemica del Movimento 5 Stelle sui vaporetti che nei prossimi giorni dovranno affrontare nuovamente il problema della nebbia.
Con l'autunno torna la nebbia in laguna e i 5 Stelle vanno all'attacco di ACTV con un'interrogazione presentata dalla consigliera Sara Wiesmann. ACTV ha un piano per i giorni di bassa visibilità, circa una 60 all'anno per Venezia. E noi del Movimento 5 Stelle abbiamo presentato un'interpellanza perché, a nostro parere, ogni volta che questo piano nebbia viene applicato non viene poi seguito come ACTV lo pubblicizza. A titolo di esempio, ricorda la consigliera, lo scorso anno per 2 diverse mattine di settembre alcune corse sono state sospese, anziché solo modificate o frazionate come previsto dal piano. L'anomalia non è stata inoltre segnalata correttamente nei display agli imbarcaderi. La linea 3 di Murano per ben 2 volte, 2 giorni di scarsa visibilità, ha visto la sospensione della linea 3 che è il diretto e questo non era previsto dal piano nebbia che invece avrebbe dato una variazione di percorso. Chiediamo quindi cosa avverrà nei prossimi giorni di nebbia alla linea 3, concludono i grillini, augurandoci che il piano venga rispettato e quanto accaduto in passato non si ripeta. Invitiamo anche l'azienda a migliorare i suoi sistemi di informazione verso gli utenti. Jacopo Berti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e Simonetta Rubinato del Partito Democratico sono gli ospiti di Ferdinando Varino di 20 e 10 dopo il telegiornale di Treviso. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Sarà una giornata all'insegna del bel tempo. Vediamo il dettaglio di venerdì 5 ottobre. Sul Veneto sarà asciutto e stabile ovunque. Sarà anche ampiamente soleggiato su tutti i settori. Il cielo infatti si presenterà sereno, al massimo velato un po' ovunque, salvo per occasionali ma innocui addensamenti sulle province meridionali. Temperature minime tra 8 e 11 gradi. Massime comprese invece tra 20 e 23 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole ovunque. Sarà infatti una bella giornata. Asciutto e senza piogge degne di nota, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra 21 e 23 gradi circa. Diamo infine uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sarà bel tempo anche sulla nostra regione, ampio soleggiamento su tutti i settori. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno e limpido, salvo per innocui addensamenti, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 7 e 8 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 23 e 27 gradi circa. Dal meteo è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.